Abbiamo portato una semplice modifica elettorale per portare da 60 a 50 i giorni per indire le elezioni regionali, per metterci in linea con tutte le altre regioni italiane che dovranno andare ad elezioni nei prossimi mesi, e ci auguriamo che il governo però ci dia una risposta veloce e concreta. Non possiamo restare nel limbo per i prossimi mesi perché il governo non decide. Oggi in aula votiamo una norma inutile e dannosa. Inutile perché sarà il Parlamento a decidere sulla data delle future elezioni regionali, comunali e sul referendum, e dall'altra dannosa perché si limita così il diritto di altre liste a partecipare alle prossime elezioni regionali, dato che si riducono i giorni per la raccolta delle firme. Perché anche il Comitato Tecnico Scientifico, anche nazionale, non ha dato nessuna indicazione che il periodo anche estivo possa essere di ostacolo ad indire delle elezioni, è semplicemente una scelta politica. A questo punto noi riteniamo che possiamo andare a votare il prima possibile. Siamo contrari all'ipotesi delle elezioni del 26 luglio, prospettata solo da Zaia, neanche nel centrodestra tutti sono d'accordo, anzi a partire da Salvini non è d'accordo su questa data, per un motivo principale. 26 luglio significa che siamo dentro la stagione estiva, dentro alla stagione turistica. Andare a colpire così duramente il turismo, che già vivrà una stagione difficilissima, è un gravissimo errore. Il Presidente ha detto che a settembre si può fare la mostra del cinema al Lido e si possono fare anche le elezioni, come si fanno in tanti altri paesi europei. Ed è per questo che la fretta di modificare la legge elettorale ci induce invece alla massima attenzione a quelle che sono le regole del gioco, e le regole del gioco devono essere uguali per tutti. Penso che la data di luglio sia quasi impossibile e quindi ci troveremo dopo le ferie a trovarci di fronte alle elezioni. Speriamo appunto senza qualsiasi complicazione dovute a una ricaduta del coronavirus. Questo governo, il centro-sinistra e i pentastellati stanno facendo di tutto per non fare votare. Evidentemente sanno che perderebbero le elezioni. Prima si vota, meglio è.